Allora, una sfida importante è quella della crescita in agricoltura, tra le altre cose, perché è fondamentale, bisogna farsi aiutare, supportare, ci sono per fortuna le associazioni di categoria, la CIA è sempre vicina ai propri iscritti e può dare anche una mano, però fare da soli è difficile. Buongiorno, probabilmente lo sapete già, ma il settore biodinamico è in netta ascesa, soprattutto nel settore wine. A lei la parola, spiegando ai nostri telespettatori cos'è il biodinamico nel settore vino. Questo deve essere un esperto, un addetto ai lavori, perché ha usato terminologie già da intenditore. Ma diciamo che adesso spiegare il biodinamico in due parole è molto difficile, però è una pratica, diciamo, è una tecnica produttiva che utilizza agenti di sostenibilità, di alta sostenibilità nella produzione, in questo caso vitivinicola. Quindi elevata, una produzione molto elevata. Sì, il biodinamico, diciamo, è quindi va. Ma sì, cioè, il paradosso è che noi abbiamo visto che sia il biologico e sia biodinamico in questo caso, ma anche tutte quelle produzioni ad alta sostenibilità hanno segnato anche in questa pandemia un incremento di richiesta, perché il consumatore, lo dicevamo prima della pandemia, lo possiamo dire anche adesso, è sempre attento, sempre più ai prodotti che abbiano determinati requisiti di sostenibilità ambientale e quindi di minor utilizzo di fitosanitari, nel caso degli animali di minor utilizzo di fitofarmaci e antibiotici. Quindi è vero quello che dice il telespettatore, il biodinamico è una delle nicchie, diciamo, di produzione che ha trovato sicuramente riscontro sui mercati. Il settore vino come sta andando? Come è andato e come sta andando? Perché leggo un messaggio. Leggevo che nel 2020 oltre 4.000 imprese agricole si sono chiuse e il nord-est ne è stato colpito di più. Ma lo Stato cosa fa? Sta a guardare? E qua ci porta sugli aiuti dello Stato. Allora, dopo parliamo del vino, intanto rispondiamo al nostro telespettatore, ci porta a quello di cui dovevamo parlare, quindi gli aiuti che ci sono, se lo Stato ha dato sostegni o ristori. Sì, ora bisogna capire la definizione di imprese, vabbè, ma la battaglia non è sui dati, nel merito è la questione che purtroppo abbiamo avuto una contrazione, lo dicevo prima, di aziende che non sono più state in grado di rimanere sul mercato. Io ho citato alcune filiere, ma potrei citare ad esempio il settore agrituristico, che è strettamente collegato col settore ristorazione, perché non essendoci più mobilità, non essendoci più turisti, ha subito dei contraccolpi impressionanti, cioè meno 60%. Meno 60%. Cioè, capite che sono dati importanti. Per carità, c'è stata la capacità imprenditoriale delle nostre aziende, di questo ne va dato atto ai nostri agricoltori, che si sono riusciti attraverso la multifunzionalità a ritrasformare, magari ad esempio attraverso la consegna a casa dei prodotti, ma questo non è la mission di queste aziende. Cioè, capite che diventa pesante la situazione e quindi sicuramente sì, stiamo pagando, abbiamo un contraccolpo, come ho detto prima, soprattutto noi, paradossalmente, che siamo una regione importantissima che basava la sua produzione agricola su quella che era la qualità, l'alta qualità e quindi anche il potere d'acquisto alto delle persone. Per un altro messaggio, il Covid ha messo in ginocchio quasi tutti i settori e l'agricoltura ne è un chiaro esempio, eppure non è che con questo lavoro si diventa ricchi, si vive e si lavora sempre se vuoi sopravvivere. Saluti. Beh, io lo ringrazio perché di fatto fa come posso dire, un encomio a quello che è il ruolo dell'agricoltore oggi. Noi durante il periodo di Covid non abbiamo smesso, non abbiamo spento le stalle, abbiamo coltivato i campi. Siamo stati chiamati ad un senso di responsabilità importante, che era quello di mantenere la produzione alimentare per la popolazione. Vi ricordo che si erano chiuse le importazioni, quindi c'era anche un problema di approvvigionamento e gli agricoltori da questo punto di vista hanno risposto presenti. Probabilmente quel presente a cui hanno risposto non è stato adeguatamente compensato con altri interventi economici e quindi questo ci lascia un po' l'amaro in bocca. Anche, devo dire, un passaggio anche per il fuoco incrociato che spesso ci troviamo a subire anche da parte di atteggiamenti estremisti ambientalisti, dove dicono che siamo inquinatori, dove il paesaggio lo deturpiamo. Invece abbiamo visto che durante il periodo del Covid fatalmente l'indice di inquinamento era drasticamente sceso e noi non avevamo spento le nostre mucche, abbiamo continuato a mungerle, abbiamo continuato a allevare i nostri tacchini, i nostri polli e quindi ecco anche una riflessione probabilmente sul ruolo che ha l'agricoltore ad oggi.
migliorabile, ci mancherebbe altro, noi accettiamo le sfide della transizione ecologica, però un punto di partenza, anche una lancia spezzata a favore di questi poveri agricoltori, va fatto. Il lavoro nei campi è faticoso, ma vi dico che è il più bello del mondo, non lo cambierei per niente al mondo, scrive un telespettatore o una telespettatrice. Sì, questo è vero, fare l'agricoltore non è una questione di opportunismo, ma è una scelta di vita. Lei lavora nel settore del... Io lavoro nel settore, io faccio l'allevatore, quindi conosco... Allevatore, quindi sì. Nel settore del nostro telespettatore di prima, quindi... Sì, io sono nella parte avicola, lui era nella parte zootecnica bovina da carne, però voglio dire, i nostri non sono lavori che fai solo per una questione di redditività, ci mancherebbe altro, siamo imprenditori, quindi l'obiettivo è quello di essere sostenibili, ma lo fai anche per una vocazione che hai rispetto ad un settore che spesso è anche ingiusto rispetto a quanto tu dai, talvolta lui non ti restituisce. Il fatto che lei sia coinvolto in questo in primis mi fa venire una domanda, lei è di prima generazione o di seconda? Come agricoltore? Ma io mi definisco, adesso non so cosa vuol dire prima e seconda. Vuol dire c'è stato il passaggio del testimone con una crescita, no, oppure perché tanti agricoltori devono passare il testimone, il figlio l'hanno preso dai propri genitori, quindi hanno portato un miglioramento in azienda. Chi invece si è cimentato ex novo non sono tantissimi, è un atto molto importante, è una scelta a volte di grande coraggio, è difficile. Sì, la mia è stata una scelta probabilmente difficile al tempo. Devo dire che i miei genitori erano sempre impiegati nell'ambito agricolo, però erano braccianti agricoli, quindi adesso c'è stato un passaggio. C'era un passaggio, voglio dire, di imprinting, di approccio sull'agricoltura, che quindi mi ha dato la possibilità anche di conoscere l'agricoltura, seppur in maniera indiretta, attraverso mio padre e mia madre. E quindi ecco, l'agevolazione forse è stata in questo fatto, nell'avere già contezza di cosa voleva dire fare l'agricoltore, soprattutto dal punto di vista dei sacrifici. Poi appunto, insomma, molte opportunità mi sono state date anche dall'associazione, dalla CIA, appunto quella consulenza che prima parlavamo, sì, no? Quella esatto. conoscenza anche di dove incunearsi per le risorse, di come fare a gestire anche dal punto di vista burocratico, spesso questa burocrazia che ci impervia. Devo dire che la CIA, l'associazione, da questo punto di vista mi ha dato una mano, è stata una compagna importante del mio percorso imprenditoriale. Quindi crescere, continuare, chi può anche a studiare senza lasciare il settore agricolo, che dà soddisfazioni, abbiamo visto con tutte le difficoltà, però tutti i lavori hanno difficoltà, questo almeno è un lavoro più naturale possibile, sì. Però farsi aiutare, perché ci sono tanti passaggi complessi e difficili, questo è indubbio. Ci sono dei passaggi che i nostri agricoltori devono conoscere per riuscire ad agganciare qualche aiuto che è previsto, oppure no? Cioè come arriveranno questi ristori anche per quel che riguarda gli agriturismi, perché tanti ci hanno scritto proprio relativamente al discorso di agriturismi e fattorie didattiche che non possono lavorare in questo momento. Sì, è chiaro che allora noi è inutile che ci prendiamo in giro, la determinazione della fine del tutto sarà l'immunità di gregge raggiunta con la vaccinazione, altrimenti oggi stiamo parlando di continui passi avanti e retropassi all'indietro. Chiaro che ci sono settori in sofferenza, ci sarà una programmazione finanziaria legata ad una progettualità, l'ho detto prima, che è in discussione all'interno delle regioni e all'interno degli ambiti nazionali per quanto riguarda ad esempio il piano di resilienza. Ci sarà la nuova politica agricola comunitaria che avrà delle dotazioni anch'essa legate a delle condizioni, a degli ecoschemi, quindi degli approcci più sostenibili, quindi condizionerà le produzioni e quindi darà anche gli strumenti e le dotazioni necessarie per poter arrivare a questi obiettivi. Sul tema oggi se parliamo degli agriturismi, come Regione Veneto c'è stato quell'intervento dettato dall'articolo 21 che ha dato la possibilità di trasferire alcune migliaia di euro agli agriturismi. C'era stato ancora nei decreti del governo Conte l'articolo 25 che aveva agito mi sembra su marzo dell'anno precedente. Oggi c'è questo decreto sostegni che prevede un ristoro pari al 30% per indicizzato la mensilità, praticamente un niente. È una cosa che faccio fatica anche a dirla perché mi crea imbarazzo
imbarazzo, e quindi devo dire che... C'è stata una delusione sostanzialmente, perché questa tanti è si stata aspettavano. una non conoscenza probabilmente di cosa vuol dire essere imprenditori, cioè è un approccio che determina un sistema garantito da un sistema non garantito. Paradossalmente il sistema veneto, che è il locomotore d'Italia di tutto quello che è l'imprenditorialità, è quello che ne ha pagato più dazio, quindi è difficile commentare un intervento di questo tipo. Ora vedremo anche i decreti attuativi, vedremo anche la pressione che faranno le categorie hanno già fatto due conti, voglio dire, adesso... no, è come posso dire, umiliante questo tipo di intervento. Vedo che fate spesso trasmissioni che parlano di agricoltura, siete bravi perché è un settore che esiste da sempre, va tutelato perché tutela anche l'ambiente. Siamo i custodi del pianeta verde, Tonio. Sì. Come dicevo, siamo i custodi, lo siamo per vocazione, perché la nostra attività arriva dalla gestione della terra, del territorio in generale, no? Penso a cosa sarebbe un paese se non avessimo gli agricoltori che tengono puliti i fossi, che tengono curati i terreni, spesso anche messi sotto attacco in maniera anche strumentale. Quindi oggi quello che noi chiediamo come associazione è un patto anche con la comunità, perché per arrivare ad essere sempre più green, sempre più sostenibili, non lo si può fare solo da una parte, ma lo si deve fare con un intervento d'insieme. Quindi ad esempio anche attraverso, io predico sempre l'acquisto consapevole, cioè andare su uno scaffale e sapere che probabilmente dietro un prodotto comprato al sottocosto e promozionato sì, non c'è quella sostenibilità che poi lo stesso acquirente chiede a noi. Beh, è un tema che ti pone in un patto di corresponsabilità del grande obiettivo di salvare questo mondo, questo pianeta per i nostri figli. Noi dobbiamo salvarlo questo mondo, cioè è intrinseco in noi agricoltori il fatto di produrre meglio, di produrre magari utilizzando meno antibiotici, di produrre facendo star meglio un animale. Farvi garanti anche, secondo me, della salute. Siamo i primi esposti. Perché poi siamo i primi che suggellano questa cosa. Ma noi il problema credo che sia, soprattutto qui nel nord Italia, la filiera, una filiera lunghissima che già in altre regioni è molto più accorciata, mentre in agricoltura qui da noi purtroppo la vendita diretta c'è, esiste, ma è rara, insomma non è ovunque. Servivo direttamente, giornalmente, decine di negozi tra bar e ristoranti che mi permettevano di pagare un paio di persone. Pensate voi come sto vivendo ora, ristori, cosa vuol dire? Tra l'altro questo mi viene in mente proprio un fruttivendolo che conosco anch'io, che mi ha raccontato una cosa analoga, che forniva chili e chili di verdura e di frutta ad alcuni ristoranti, improvvisamente adesso proprio ha detto azzerato e non riesce a vivere con le vendite così al dettaglio alle persone normali, alle famiglie. Quindi c'è un problema, perché poi chi rifornisce questo materiale si trova allo stesso modo spiazzato, no? Chiaro, questo rientra nel paradosso che dicevamo prima. Questo telespettatore probabilmente ha anche specializzato la sua tipologia di vendita magari su determinati settori come ristorazione, quindi fornendo anche prodotti magari di alta qualità, selezionati. Sì. Pensiamo agli asparagi tra poco. Ecco, no? Vivendo la stagionalità, e poi si è trovato un sistema dove a Venezia abbiamo il 30% dei negozi che rischiano di chiudere. Adesso faccio un esempio di Venezia perché è quello che voglio dire sotto mano, certo. E quindi si è trovato stoppato un percorso che magari l'aveva qualificato e gli aveva dato l'opportunità di emergere ad esempio dalla massa, perché dava un prodotto, faceva un servizio di qualità. Ma allora, adesso abbiamo la pubblicità che incombe, mi viene da pensare, ma c'è consapevolezza a livello del governo che la catena Oreca non si ferma a chi soltanto viene chiuso, ma che dietro ci sono tante di quelle persone che ci lavorano, che ci rimettono? Bah, punto di domanda. Vediamo dopo la pubblicità e dare delle risposte, ci troviamo tra poco, restate con noi. Posso avere un goccio d'acqua?